Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Parliamo di maltempo perché è stata una nottata difficile in regione, soprattutto nel Pordenonese, con vento forte, pioggia abbondante e anche grandinate, tetti scoperchiati, cadute di alberi e allagamenti. Sono stati oltre 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco. È arrivata, causando ingenti danni, l'attesa bufera che nella notte ha messo in scacco il Friuli Venezia Giulia, colpendo in particolare un'ampia fascia di territorio compresa tra le province di Pordenone e Udine. Forti raffiche di vento, abbondanti piogge e grandinate si sono registrate dalla tarda serata di ieri e fino al primo mattino di oggi. Sono più di 300 gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco per tetti scoperchiati, allagamenti, alberi caduti, numerosi anche i blackout in diverse località. Solo al comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone fino a questa mattina sono arrivate 250 richieste di intervento. A supporto dei pompieri e dei volontari della Protezione Civile della Regione sono arrivate squadre di Vigili del Fuoco da Bologna, Cesena, Cremona, Forlì, Reggio Emilia e Torino. La zona più colpita risulta essere quella compresa tra Zoppola, Fiume Veneto e Azzano Decimo. Qui ancora si stavano facendo i conti con i danni causati dalla violenta grandinata di fine luglio. In provincia di Udine il maltempo è imperversato in particolare nel Codro Ipese, nel Cividalese, nelle zone di Udine, Latisana, Tarcento e Buia. Nella notte a Bevazzana di Latisana una donna che è uscita in terrazza, che ha appoggiato la mano sulla ringhiera di metallo, è rimasta colpita da una scarica elettrica causata con ogni probabilità dall'instabilità elettrica determinata dal maltempo. È stata portata in ospedale ma non ha riportato conseguenze serie. E intorno a mezzanotte, lungo la strada statale 14 a Cervignano del Friuli, un automobilista in transito è stato colpito da un grosso ramo che ha danneggiato la vettura in più punti. L'uomo fortunatamente non è rimasto ferito. Abbiamo detto dunque problemi soprattutto nel Friuli occidentale e in particolare ad Azzano Decimo, dove il tetto di una palazzina è stato letteralmente sradicato ed è volato sopra un'altra abitazione, evacuate 6 famiglie ma non ci sono feriti. Sentiremo nell'appuntamento con A Voi la Linea anche le testimonianze di chi ha vissuto appunto questa notte difficile. Una notte da incubo per il Friuli occidentale, dove si è abbattuto un violento fortunale che ha interessato in modo particolare Azzano Decimo, Fiume Veneto e Chions, zone già colpite duramente dalla grandinata di inizio agosto. Il telefono della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone non ha mai smesso di suonare e i pompieri hanno eseguito oltre 200 interventi, supportati da colleghi arrivati dall'Emilia Romagna, da Torino e Cremona. Ingenti danni soprattutto per alberi sulle strade, scoperchiamento di tetti e nuovi danni sulle abitazioni che erano appena state riparate. Gli interventi sono ancora in corso, ce ne sono più di 150 in coda. Non abbiamo notizie di persone infortunate, solo danni alle strutture civili e diversi alberi abbattuti. Noi resteremo in servizio fino alle 20 di questa sera. La situazione più critica ad Azzano Decimo, il sindaco Marco Putto, assieme all'assessore Enrico Guini e al consigliere Mauro Pezzutti, ha coordinato nella notte la situazione e continua a farlo anche oggi con l'aiuto della Polizia Municipale e della Protezione Civile. In via Trieste è accaduta una cosa allucinante. Un tetto, il tetto di una palazzina, si è letteralmente sollevato e è andato a finire contro l'adiacente abitazione, è caduto tra virgolette sull'abitazione. Il risultato è che quella palazzina in questo momento ha delle persone senza tetto e anche evidentemente l'abitazione limitrofa si trova a non essere agibile. Le persone, diverse famiglie interessate, questa sera, questa notte hanno trovato un alloggio di fortuna tra amici, parenti, chi ha dormito in macchina, insomma diverse sistemazioni dell'ultimo momento. I residenti sono sconvolti. Li abbiamo rassicurati per quanto potevamo sul fatto che appunto avremmo fatto e faremo quanto di nostra competenza, ma per intanto il disagio c'è. Molti danni anche a Fiume Veneto, dove la tensostruttura dei campi da tennis di Via Verdi è andata completamente distrutta. I danni restano importanti su tutto il territorio e ci vorranno ancora molte ore di lavoro per ripristinare la situazione. Parleremo appunto ancora diffusamente di maltempo, ad A Voi la Linea dopo il nostro telegiornale, ancora cronaca, ora un 23enne di Palmanova ieri sera a Bagna di Arsa ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e ha sfondato un muro di cinta di un'abitazione finendo la corsa nel giardino della stessa casa. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per le 3 persone a bordo dell'auto rimaste illese e per la famiglia che vive nell'abitazione. L'incidente
è accaduto ieri sera alle 21 in via Iulia. E questa mattina ad Aquileia un infortunio con un uomo che si è ferito accidentalmente con una motosega. È successo in località Belvedere alle 9 in soccorso l'elicottero sanitario e l'equipe medica di un'ambulanza che ha portato l'uomo in ospedale a Palmanova. È sempre rimasto cosciente, le sue condizioni non destano preoccupazione. Intercettati dai carabinieri a Udine 3 migranti in arrivo dalla rotta balcanica, un pakistano ieri pomeriggio in via Cividale, 2 cittadini del Bangladesh che si sono dichiarati minorenni sono stati trovati ieri sera in viale 23 marzo, tutti e 3 sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da paesi a rischio. La storica sede del municipio di Codroipo, già pretura e già ufficio del giudice di pace, al centro di un adeguamento che la renderà accessibile anche ai diversamente abili e ai più piccoli, grazie all'eliminazione di una scala e all'installazione di un ascensore. Lavoro in corso a Codroipo nell'edificio che per primo ospitò la sede dell'amministrazione comunale. Inizialmente è stata per lungo tempo sede municipale, poi successivamente sede della pretura e successivamente poi anche ufficio del giudice di pace, poi successivamente anche del catasto decentrato e attualmente utilizzato dagli uffici comunali dei servizi sociali, culturali e sportivi. L'intervento in oggetto in particolare, visto anche il prezzo del fabbricato, era quello di renderlo definitivamente utilizzabile alle persone diversamente abili, quello che è un progetto anche più generale su tutte le strutture comunali, ma in particolare a questa, vista la sensibilità, la particolarità del suo utilizzo in merito ai servizi forniti, sportivi, scolastici, in cui moltissime persone, anche bambini, devono accedere a questa struttura. Quindi è stata completamente demolita una scala elicoidale che non aveva nessuna più funzionalità sotto questo aspetto di accessibilità e sarà realizzato un nuovo ascensore con una scala a forma regolare con un investimento che è pari a circa 150.000 euro complessivi. Sono servizi molto importanti per l'amministrazione comunale come i servizi sociali e i servizi scolastici, sportivi e associativi, che sono il fulcro e la base in cui su tutte le amministrazioni comunali basano poi la propria attività verso chi è il cittadino, l'utilizzatore principale di queste strutture. Grazie alle sue scoperte nel campo della paleontologia, il ricercatore Andrea Baucon si è visto assegnare il premio San Rocco, originario proprio del borgo di Gorizia. Il 40enne oggi lavora all'Università di Genova e tra i suoi studi anche quelli relativi a possibili forme di vita su Marte. È Andrea Baucon, l'ultimo vincitore del premio San Rocco, riconoscimento concesso a una persona legata al borgo di Gorizia, particolarmente distintasi. Il ricercatore, classe 1981, è un nome celebre della paleontologia a livello internazionale, avendo svolto diverse ricerche con l'Università di Genova sul tema del cambiamento climatico. Il premio è stato concesso questa mattina, al termine della cerimonia dedicata al santo patrono. I fossili sono fondamentali al giorno d'oggi perché ci insegnano banalmente quello che è successo nel passato. Sono già successi degli eventi naturali ovviamente di riscaldamento climatico e quindi possiamo capire esattamente quali specie, quali gruppi ecologici sono i più sensibili al cambiamento climatico. Tra i suoi studi anche la possibile presenza di forme di vita aliene nello spazio. È già in pubblicazione un nuovo studio sulle potenzialità relative alla ricerca della vita extraterrestre. Abbiamo stabilito quali sono le zone più promettenti dal punto di vista paleontologico su Marte. Non sappiamo se ci sia mai stata vita su Marte, ma è importante andare a delimitare quali sono le zone dove cercare. La 25enne di Trieste, Anna Natali, è Miss Miluna Friuli Venezia Giulia. Il titolo è stato assegnato a Clout, alla studentessa universitaria in Scienze e Tecnologie Alimentari. Anna Natali pratica la pallavolo e ha deciso di partecipare a Miss Italia per mettersi alla prova, perché ovviamente vede nel concorso anche una grande possibilità. È stata quindi ammessa alle prefinali nazionali dell'82esima edizione di Miss Italia. La serata di Clout, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, hanno partecipato
15 concorrenti. Le prossime finali regionali sono in programma mercoledì al Parco Terminal Riviera Resort di Lignano, al Parco Termale, scusate, Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, dove si eleggerà Miss B-Match Friuli Venezia Giulia, mentre Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia sarà eletta in diretta su Telefriuli venerdì 20 agosto alle 21. Concerto omaggio ad Astor Piazzolla al Teatro Ristori di Cividale. Vediamo. Per la rassegna Incontri di musica da camera al Teatro Adelaide Ristori di Cividale si è tenuto il concerto dedica ad Astor Piazzolla, ideatore del nuovo tango, musicista, compositore e strumentista d'avanguardia argentino del quale ricorre il centenario della nascita. A tenere banco una band con principale interprete Marcello Nisidman, argentino pure lui, musicista, compositore ed arrangiatore di bandoneon di fama internazionale, ritenuto uno dei pochissimi cui venga riconosciuto il merito di un'ulteriore evoluzione della grande tradizione del tango. Con lui sul palco un ensemble abituale formata dal violinista Daniel Rowland, dal contrabbassista Zoran Markovic, dal chitarrista Alberto Mesirka, nonché Jakov Zatz alla viola ed Anna Fedorova al pianoforte. Il repertorio della serata, oltre ad alcuni immancabili capolavori di Astor Piazzolla, comprendeva anche composizioni dello stesso Nisidman che lasciano filtrare in filigrana la sua vicinanza con il mondo culturale francese e che propongono e rappresentano sovente l'alienazione di questa formazione sudamericana ad una città come Parigi diventata sua patria di adozione. Ed è tutto per questa edizione, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.